Buongiorno a tutti e bentornati a Val Grande. Ero qua che stavo osservando questi gioielli, sì, perché mi piace definirli gioielli, perché in realtà questi sono stati il regalo che mi hanno lasciato i bimbi dei nostri ospiti che hanno trascorso il loro fine settimana qui a Val Grande. Era una famiglia proveniente dalla Germania con due bambini piccoli, che hanno apprezzato il verde di Val Grande, hanno apprezzato la presenza degli animali e hanno apprezzato soprattutto gli spazi aperti. Pensate che hanno trascorso le loro giornate seduti nel prato e io li osservavo mentre giocavano, chiacchieravano, giocavano a pallone, e alla fine della loro vacanza, per ringraziare dell'accoglienza che hanno trovato, ci hanno lasciato questo regalo creato da loro. Ci hanno ringraziato, hanno detto, perché hanno trovato un ambiente familiare, ma ci hanno ringraziato perché ci hanno detto di avere mangiato benissimo e si sono sentiti coccolati. Ma in realtà noi a Val Grande che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente preparato quelli che sono i piatti della nostra tradizione, i piatti che sono appartenuti al nostro vissuto personale, come le fettuccine fatte in casa da noi con il ragù di corte. Hanno avuto modo di assaggiare anche un pasticcio di asparagi e hanno avuto modo di assaggiare, di mangiare per la prima volta la faraona, perché in realtà non la conoscevano come carne. E sono i piatti che noi nei nostri fine settimana, ma non solo, prepariamo e che confezioniamo nei nostri menù, abbinati alle altre preparazioni stagionali, che in questo momento sono piatti a base di bruscanzoli e piatti con gli asparagi bianchi piuttosto che verdi. Ovviamente qui da noi si possono assaggiare anche altre preparazioni come arrosti oppure i dolci realizzati in casa, che in questo momento sono la millefoglie o la crostata con le confetture. Sempre però abbiamo da parte il nostro salame di cioccolata, che rappresenta il dolce di tutte le famiglie. Se anche voi siete curiosi di venire a assaggiare le nostre preparazioni, io vi invito a venirci a trovare, e lo potrete fare però sempre con la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo, e lo potete fare scegliendo tra i contatti che troverete tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Io per il momento trovo uno spazio dove lasciare questo ricordo della nostra famiglia tedesca, e vi auguro una buona settimana. Ciao!